Io voglio veramente ringraziarvi di questa occasione, perché quello che mi sta capitando in queste settimane, in cui ovviamente sto girando parecchio per presentare questo libro, è incredibile e mi dà la conferma di quanto sia importante mettere al centro della riflessione in questa fase della vita del nostro paese, in cui sembra intravedersi qualche segnale di ripresa e quindi un minimo di giustificazione dell'ottimismo, quanto sia importante mettere al centro queste questioni. Io ho parlato di questo libro a Trapani con un gruppo di insegnanti, adesso farò lo stesso a Torino, in questi giorni, a Sassari, a Cagliari, con dei bibliotecari, al Festival dell'Economia di Trento, all'interno di un dibattito sulla classe dirigente, e non per merito mio, ma perché il tema si presta, diciamo, a questo genere di discussioni. Vedo come da questi diversi punti di vista, da queste diverse sfaccettature, ognuno possa trovare il proprio compito all'interno di questa battaglia, perché il problema dell'ignoranza, lo dico in questi termini per semplicità, diciamo, il problema dell'ignoranza nel nostro paese è un problema che veramente riguarda e ci riguarda tutti, e credo che in questo senso, se un merito mi posso prendere, il fatto di averne parlato sostenendo con alcuni numeri certe riflessioni e certi argomenti sia stato importante, perché a questo punto forse non si può più dire sì vabbè ma il problema è un altro, che è uno dei nostri sport preferiti, sì vabbè ma quello è un luogo comune, no vabbè non è possibile. Ecco, mentre invece purtroppo questi dati mi pare proprio che siano veri, no? E sono dati incredibili. Non voglio adesso annoiarvi né guastarvi la sorpresa, ma quando noi diciamo che più della metà dei nostri manager pubblici non leggono il giornale, o quando noi diciamo che 300.000 giovani residenti nell'Italia meridionale con età inferiore a 18 anni non hanno mai letto un libro, non sono mai entrati in un cinema e non hanno mai acceso un computer, diciamo no vabbè non è possibile. Invece è vero. Allora qual è il problema? È che tutto questo accade in un paese che comunque, malgrado le sue difficoltà, è un paese avanzato, ma proseguendo su questa strada non so ancora per quanto tempo. E tutto questo accade in presenza di un'opportunità che non è mai stata grande come in questo momento, di accedere a quantità veramente sconfinate di conoscenze. Perché non siamo, perché invece siamo ignoranti? Perché non abbiamo la capacità di leggere la realtà, non abbiamo la capacità di interpretare le conoscenze alle quali possiamo accedere, perché non abbiamo la capacità di uso di queste conoscenze per farle diventare strumento di crescita. E questo tipo di ignoranza, che è in alcuni casi l'ignoranza funzionale dei giovani, che in alcuni casi è l'ignoranza della popolazione adulta, che in alcuni casi è l'ignoranza della classe dirigente del nostro paese, e potrei continuare, è un'ignoranza che danneggia tutti. Danneggia tutti perché, lo diceva già Maria Antonietta Mongiù, il fatto che alcune persone non riescano a esercitare
pienamente la funzione alla quale sono chiamati, che è questione che riguarda il dipendente pubblico, il dirigente pubblico, il ceto politico, il professionista, ciascuno di noi in tanti eventi della vita, è un tipo di ignoranza che poi non è soltanto a danno di chi la vive direttamente, ma è a danno di tutti. I costi dell'ignoranza veramente sono dei costi indiretti per il singolo e per la comunità ormai insopportabili. Un dato che io cito all'interno del volume, per esempio, è il fatto che le persone che non hanno competenze, che non riescono a comprendere la complessità delle cose, per esempio, sono persone che poi ricorrono alle cure mediche con enorme ritardo, e questo è un costo per il sistema sanitario che non possiamo più sopportare. Uno magari a questo non penserebbe, uno penserebbe invece a dei costi diretti e immediati dell'ignoranza. Allora, senza proseguire su questo versante, che è appunto quello, come dire, dell'analisi impietosa della mancanza di competenze nel nostro paese, a me pare che il punto di snodo sia, e questa è anche l'origine del titolo di questo volume, Senza sapere, sia nel fatto che noi siamo talmente ignoranti da non renderci conto di quanto sia grave e profonda la nostra ignoranza, dove appunto sapere è sia un sostantivo, siamo senza conoscenza, senza i saperi, ma significa anche che noi siamo inconsapevoli della gravità e della profondità della nostra ignoranza. Per esempio, le gravi responsabilità che la classe dirigente di questo paese, e penso non soltanto ai politici ma anche per esempio al ceto imprenditoriale, a chi ha responsabilità all'interno di amministrazioni pubbliche, penso ai giornalisti che spesso non sono in grado di raccontare nel modo corretto e giusto la realtà e hanno una grossa responsabilità perché loro fanno opinione e così via. Dicevo, la grave responsabilità della classe dirigente di questo paese è non capire che un paese come il nostro, che mi pare abbia grossi problemi dal punto di vista economico, che non possiamo affrontare sicuramente sul versante delle risorse naturali, perché non abbiamo le miniere, non abbiamo il petrolio, non abbiamo una serie di altre cose, che non possiamo affrontare più neanche con un'industria manifatturiera, perché praticamente nel nostro paese è quasi scomparsa, possiamo affrontarle investendo principalmente sul capitale umano. E quindi dovremmo sicuramente o investire di più o cambiare il modo di investire, come appunto ci veniva raccontato precedentemente. Quel tipo di investimento in cui agendo direttamente sulle scuole si è riusciti a far crescere il livello di competenze di una generazione di studenti è un tipo di azione che però non possiamo fare una volta ogni tanto perché magari un assessore illuminato ha avuto la capacità o la fortuna di capire che in quel momento si faceva così. Queste sono operazioni difficili e che danno risultati soltanto se si interviene con continuità e in modo esteso. E allora, per esempio, mi aspetterei una indicazione anche a livello nazionale per dire fate così, oppure mi aspetterei che indipendentemente dal colore politico la giunta successiva continui su quell'operazione, perché non è né di destra né di sinistra intervenire in quel modo. Mi aspetterei che se una giunta regionale ha operato in un certo modo, i comuni dell'isola continuino anche loro a fare la loro parte su operazioni di questo tipo. Allora, appunto, un problema, dicevo, è un problema di classe dirigente
che sostanzialmente mi è sembrata inadeguata a capire la gravità, l'importanza del problema e a lavorare in questa direzione. È un problema anche di costume degli italiani. No? A noi a volte sembra impossibile che un paese di profonde e grosse tradizioni culturali sia un paese dove poi invece le pratiche culturali, i consumi culturali siano talmente deboli e scarsi. No? Com'è possibile che il paese di Dante, Petrarca, Boccaccio e Galileo sia un paese dove la gente non legge i libri, non ha competenze matematiche, non legge i giornali, eccetera? Perché Dante, Petrarca, Galileo e Boccaccio sono una cosa e il resto dell'Italia è un'altra, perché poi la cultura non è mai stata nel nostro paese una pratica diffusa, forse anche perché non siamo riusciti a creare un canale di comunicazione tra certi vertici di produzione culturale e quello che invece era, come dire, la cultura che le persone mettevano negli eventi della vita quotidianamente. Noi ci lamentiamo tanto, per esempio, che la televisione non fa abbastanza per la cultura. Secondo me il problema non è di fare più trasmissioni culturali, ma di mettere più cultura nelle trasmissioni normali della televisione, per fare un esempio. E allora io ho avuto la fortuna, diciamo, mentre aspettavamo appunto che si facesse l'orario d'inizio, di visitare questa struttura che non conoscevo e che mi pare possa essere, per esempio, un modo diverso di fare cultura. Per il tipo di temi e questioni su cui lavora e per il modo in cui lo fa, possa essere un luogo che non soltanto dà voce al territorio e documenta quello che sul territorio accade, ma che restituisce anche al territorio fornendo strumenti di analisi e di conoscenza. È un luogo dove, per esempio, se una scolaresca, un gruppo di cittadini o il circolo degli anziani di un paese viene e vede il modo in cui qui è presentata la questione appunto dell'alluvione, capisce perché è potuta accadere quella cosa e forse impara a capire perché certe cose non si debbono fare. Poi certo ci saranno state anche responsabilità individuali per quello che è successo con quell'alluvione, ma c'è anche, diciamo, quell'alluvione è anche il risultato di una mancanza di competenze, no? Del fatto che appunto ci è piaciuto costruirci la casa abusiva dove a chi l'ha costruita non conveniva costruirla, e dipende anche dal fatto che il ragazzino nostro dice: io se vedo che c'è una perdita d'acqua scappo via, piuttosto che chiudere la chiave d'arresto dell'acqua. Allora in questo senso io credo che ci sia bisogno anche di una offerta culturale che deve essere di qualità, altrimenti non è in grado di incuriosire nessuno, non è in grado di avere nessun appeal. C'è la necessità sicuramente di quindi un'offerta culturale diffusa, che passa in primo luogo, secondo me, attraverso certe strutture che hanno essenzialmente il compito di fornire il metodo per imparare a capire, imparare a leggere la realtà. La scuola significa anche un modo diverso di fare scuola e di fare didattica, quello che ci saremmo aspettati dalla scuola dell'autonomia e che poi non è accaduto perché una delle riforme interrotte che il nostro Paese ha fatto negli anni e nei decenni passati, le biblioteche che non sono ancora veramente per tutti, cioè non riescono a essere le strutture all'interno delle quali anche chi è uscito ormai dal circuito formativo, la popolazione adulta, riesca a far fare un po' di ginnastica al proprio cervello. In Italia non abbiamo nessuna tradizione di educazione permanente, cosa che invece in altri paesi d'Europa c'è. Quindi l'ottimismo nasce dal fatto che da una parte credo sia evidente ormai che l'unica strada
per una ripresa sia questa, e quindi che non si possa non partire in questo modo, e dall'altro perché mi pare di vedere che qualche segnale di interesse, di attenzione, qualche realizzazione incoraggiante come quella in cui ci troviamo possa veramente dare corpo a quello slogan, no? Cioè, del benessere che nasce dalla conoscenza e quindi da una conoscenza che sia in grado anche di sconfiggere le disuguaglianze e il perpetuarsi delle disuguaglianze da una generazione all'altra, oppure appunto i discorsi sul costo dell'ignoranza, che rischiano di essere degli slogan che certo possiamo anche pronunciare giusto così per contrapporci a Tremonti, perché ci fa piacere polemizzare con lui, e per cui diciamo che è con l'ignoranza che non si mangia invece che con la cultura, però poi alla fine restano degli slogan. Se invece cominciamo nel piccolo, veramente ciascuno esercitando la funzione a cui è chiamato, se cominciamo con continuità e con qualità, lavorando assieme, imparando a fare squadra su certe cose, perché non vedo come per esempio in determinati territori si possa andare avanti se l'insegnante, il bibliotecario, l'amministratore illuminato, l'associazionismo dei cittadini, dove c'è per fortuna un libraio, eccetera, se non lavorano assieme credo che non si vada da nessuna parte, perché l'obiettivo all'interno del quale poi ci possiamo ritrovare e in cui ciascuno troverà poi anche il modo per fare meglio la propria funzione è proprio quello di allargare le basi sociali di accesso alla conoscenza. Questo era, diciamo, lo scopo per cui ho lavorato a questo volume, e queste occasioni di discussione, veramente ringrazio molto per il modo in cui ha letto e interpretato il libro la mia interlocutrice di oggi, mi pare veramente come dire, un modo per capire che su questo terreno possiamo lavorare. Arriva lì cioè partecipano insieme alla costruzione di un percorso culturale. L'altro elemento è come nell'offerta culturale dei diversi territori in realtà ci sia una tendenza a privilegiare l'urbano, e questo è una delle cose che secondo me nella nostra discussione sto applicando alcuni paradigmi che sono contenuti qui alla Sardegna, come se ci fosse un paralibro in contemporanea con questo io per ogni cosa, infatti sì, mi sono messo uno strato sardo letteralmente, perché ad esempio sugli analfabetismi scientifici eccetera, poi dice no, la Sardegna ha meno questo, ha meno quest'altro, tranne che poi ha dei casi eccetera. Quindi ho fatto un paratesto letteralmente contemporaneamente. Pensate quanto ci costa l'ente lirico, sono 10 milioni all'anno, 10 milioni all'anno. Tutto sommato, per fare delle cose, come dire, così ipertrofiche letteralmente, piuttosto che territorializzare o consentire appunto un interscambio. Ci ho detto alla fine, chiudo dicendo questo è allora un libro apocalittico. No, questo è un libro molto ottimista, perché in effetti ogni analisi è ottimista. Cioè quando fanno la diagnosi di una malattia, anziché star male dobbiamo star bene, così hanno riconosciuto e quindi si può intervenire, cioè si trova la terapia e si interviene. Io credo che inviterò in qualche altra manifestazione il professor Solimine, perché inserito anche in una discussione con altre competenze che in questo momento in Sardegna stanno agendo, consapevoli ad esempio che è stato il basso tasso di cultura che ha bruciato il nostro territorio, che è stato il basso
tasso di cultura che l'ha cementificato, è stato il basso tasso di cultura che ha avuto quel disastro idrogeologico, è il basso tasso di cultura che fa credere che il Qatar ci voglia bene, investa in Sardegna, no, i suoi soldini del fondo catalino perché i sardi gli piacciono, perché è andata ad Olbia e ha visto l'Ercole di non so che cosa gli è piaciuto. Cioè, o ci leviamo di testa queste cose qui e lentamente noi aumentiamo il nostro livello di cultura per riprendere esattamente ad avere lavoro. Noi dobbiamo avere un tasso alto, più alto di cultura per rivendicare il fatto che non è consentito che il 46% dei ragazzi sardi non abbia nessun tipo di lavoro, perché il dunque è questo. Perché se per caso tutto questo investimento, che è notevolissimo, della regione autonoma Sardegna e del POR, non serve a nulla se non a fare della cultura una sorta di abitino di primavera narcisistico, io credo che alcuni di noi, no, prenderanno questo libro e andranno in giro e, come dire, come abbiamo fatto con il libro di Marcello Foismi, che è la Murgia degli altri a favore degli inondati, noi andremo in giro a distribuire questo libro agli amministratori, ai decisori politici. Ritornerò sul Io voglio veramente ringraziarvi di questa occasione, perché quello che mi sta capitando in queste settimane, in cui ovviamente sto girando parecchio per presentare questo libro, è incredibile e mi dà la conferma di quanto sia importante mettere al centro della riflessione in questa fase della vita del nostro paese, in cui sembra intravedersi qualche segnale di ripresa e quindi un minimo di giustificazione dell'ottimismo, quanto sia importante mettere al centro queste questioni. Io ho parlato di questo libro a Trapani con un gruppo di insegnanti, adesso farò lo stesso a Torino in questi giorni, a Sassari, a Cagliari, con dei bibliotecari, al Festival dell'Economia di Trento, all'interno di un dibattito sulla classe dirigente, e non per merito mio, ma perché il tema si presta, diciamo, a questo genere di discussioni. Vedo come da questi diversi punti di vista, da queste diverse sfaccettature, ognuno possa trovare il proprio compito all'interno di questa battaglia, perché il problema dell'ignoranza, lo dico in questi termini per semplicità, diciamo, il problema dell'ignoranza nel nostro paese è un problema che veramente riguarda e ci riguarda tutti, e credo che in questo senso, se un merito mi posso prendere, il fatto di averne parlato sostenendo con alcuni numeri certe riflessioni e certi argomenti sia stato importante, perché a questo punto forse non si può più dire sì vabbè ma il problema è un altro, che è uno dei nostri sport preferiti, sì vabbè ma quello è un luogo comune, no vabbè non è possibile. Ecco, mentre invece purtroppo questi dati mi pare proprio che siano veri, no? E sono dati incredibili. Non voglio adesso annoiarvi né guastarvi la sorpresa, ma quando noi diciamo che più della metà dei nostri manager pubblici non leggono il giornale, o quando noi diciamo che 300.000 giovani residenti nell'Italia meridionale con età inferiore a 18 anni non hanno mai letto un libro, non sono mai entrati in un cinema, non hanno mai acceso un computer, diciamo no vabbè non è possibile. Invece è vero. Allora qual è il problema? È che tutto questo accade in un paese che comunque, malgrado le sue difficoltà, è un paese avanzato, ma proseguendo su questa strada non so ancora per quanto tempo. E tutto questo accade
in presenza di un'opportunità che non è mai stata grande come in questo momento, di accedere a quantità veramente sconfinate di conoscenze. Perché non siamo, perché invece siamo ignoranti? Perché non abbiamo la capacità di leggere la realtà, non abbiamo la capacità di interpretare le conoscenze alle quali possiamo accedere, perché non abbiamo la capacità di uso di queste conoscenze per farle diventare strumento di crescita. E questo tipo di ignoranza, che è in alcuni casi l'ignoranza funzionale dei giovani, che in alcuni casi è l'ignoranza della popolazione adulta, che in alcuni casi è l'ignoranza della classe dirigente del nostro paese, e potrei continuare, è un'ignoranza che danneggia tutti. Danneggia tutti perché, lo diceva già Maria Antonietta Mongiù, il fatto che alcune persone non riescano a esercitare pienamente la funzione alla quale sono chiamati, che è questione che riguarda il dipendente pubblico, il dirigente pubblico, il ceto politico, il professionista, ciascuno di noi in tanti eventi della vita, è un tipo di ignoranza che poi non è soltanto a danno di chi la vive direttamente, ma è a danno di tutti. I costi dell'ignoranza veramente sono dei costi indiretti per il singolo e per la comunità ormai insopportabili. Un dato che io cito all'interno del volume, per esempio, è il fatto che le persone che non hanno competenze, che non riescono a comprendere la complessità delle cose, per esempio, sono persone che poi ricorrono alle cure mediche con enorme ritardo, e questo è un costo per il sistema sanitario che non possiamo più sopportare. Uno magari a questo non penserebbe, uno penserebbe invece a dei costi diretti e immediati dell'ignoranza. Allora, senza proseguire su questo versante, che è appunto quello, come dire, dell'analisi impietosa della mancanza di competenze nel nostro paese, a me pare che il punto di snodo sia, e questa è anche l'origine del titolo di questo volume, Senza sapere, sia nel fatto che noi siamo talmente ignoranti da non renderci conto di quanto sia grave e profonda la nostra ignoranza, dove appunto sapere è sia un sostantivo, siamo senza conoscenza, senza i saperi, ma significa anche che noi siamo inconsapevoli della gravità e della profondità della nostra ignoranza. Per esempio, le gravi responsabilità che la classe dirigente di questo paese, e penso non soltanto ai politici ma anche per esempio al ceto imprenditoriale, a chi ha responsabilità all'interno di amministrazioni pubbliche, penso ai giornalisti che spesso non sono in grado di raccontare nel modo corretto e giusto la realtà e hanno una grossa responsabilità perché loro fanno opinione e così via. Dicevo, la grave responsabilità della classe dirigente di questo paese è non capire che un paese come il nostro, che mi pare abbia grossi problemi dal punto di vista economico, che non possiamo affrontare sicuramente sul versante delle risorse naturali, perché non abbiamo le miniere non
non abbiamo il petrolio, non abbiamo una serie di altre cose, che non possiamo affrontare più neanche con un'industria manifatturiera, perché praticamente nel nostro paese è quasi scomparsa, possiamo affrontarle investendo principalmente sul capitale umano. E quindi dovremmo sicuramente o investire di più o cambiare il modo di investire, come appunto ci veniva raccontato precedentemente. Quel tipo di investimento in cui agendo direttamente sulle scuole si è riusciti a far crescere il livello di competenze di una generazione di studenti è un tipo di azione che però non possiamo fare una volta ogni tanto perché magari un assessore illuminato ha avuto la capacità o la fortuna di capire che in quel momento si faceva così. Queste sono operazioni difficili e che danno risultati soltanto se si interviene con continuità e in modo esteso. E allora, per esempio, mi aspetterei una indicazione anche a livello nazionale per dire fate così. Oppure mi aspetterei che, indipendentemente dal colore politico, la giunta successiva continui su quell'operazione, perché non è né di destra né di sinistra intervenire in quel modo. Mi aspetterei che se una giunta regionale ha operato in un certo modo, i comuni dell'isola continuino anche loro a fare la loro parte su operazioni di questo tipo. Allora, appunto, un problema, dicevo, è un problema di classe dirigente che sostanzialmente mi è sembrata inadeguata a capire la gravità, l'importanza del problema e a lavorare in questa direzione. È un problema anche di costume degli italiani, no? A me a volte sembra impossibile che un paese di profonde e grosse tradizioni culturali sia un paese dove poi invece le pratiche culturali, i consumi culturali siano talmente deboli e scarsi, no? Com'è possibile che il paese di Dante, Petrarca, Boccaccio e Galileo sia un paese dove la gente non legge i libri, non ha competenze matematiche, non legge i giornali, eccetera? Perché Dante, Petrarca, Galileo e Boccaccio sono una cosa e il resto dell'Italia è un'altra, perché poi la cultura non è mai stata nel nostro paese una pratica diffusa, forse anche perché non siamo riusciti a creare un canale di comunicazione tra certi vertici di produzione culturale e quello che invece era, come dire, la cultura che le persone mettevano negli eventi della vita quotidianamente. Noi ci lamentiamo tanto, per esempio, che la televisione non fa abbastanza per la cultura. Secondo me il problema non è di fare più trasmissioni culturali, ma di mettere più cultura nelle trasmissioni normali della televisione, per fare un esempio. E allora io ho avuto la fortuna, diciamo, mentre aspettavamo appunto che si facesse l'orario d'inizio, di visitare questa struttura che non conoscevo e che mi pare possa essere, per esempio, un modo diverso di fare cultura. Per il tipo di temi e questioni su cui lavora e per il modo in cui lo fa, possa essere un luogo che non soltanto dà voce al territorio e documenta quello che sul territorio accade, ma che restituisce anche al territorio, fornendo strumenti di analisi e di conoscenza. È un luogo dove, per esempio, se una scolaresca, un gruppo di cittadini o il circolo degli anziani di un paese viene e vede il modo in cui qui è presentata la questione appunto dell'alluvione, capisce perché è potuta accadere quella cosa e forse impara a capire perché certe cose non si debbono fare. Poi certo ci saranno state anche responsabilità individuali per quello che è successo con quell'alluvione, ma c'è anche, diciamo, quell'alluvione è anche il risultato di una mancanza di competenze, no? Del fatto che appunto ci è piaciuto costruirci la casa abusiva dove a chi l'ha costruita non conveniva costruirla, e dipende anche dal fatto che il ragazzino nostro dice: io se vedo
che c'è una perdita d'acqua, scappo via piuttosto che chiudere la chiave d'arresto dell'acqua. Allora in questo senso io credo che ci sia bisogno anche di una offerta culturale che deve essere di qualità, altrimenti non è in grado di incuriosire nessuno, non è in grado di avere nessun appeal. C'è la necessità sicuramente di quindi un'offerta culturale diffusa, che passa in primo luogo, secondo me, attraverso certe strutture che hanno essenzialmente il compito di fornire il metodo per imparare a capire, imparare a leggere la realtà. La scuola significa anche un modo diverso di fare scuola e di fare didattica, quello che ci saremmo aspettati dalla scuola dell'autonomia e che poi non è accaduto perché una delle riforme interrotte che il nostro Paese ha fatto negli anni, nei decenni passati, le biblioteche che non sono ancora veramente per tutti, cioè non riescono a essere le strutture all'interno delle quali anche chi è uscito ormai dal circuito formativo, la popolazione adulta, riesca a far fare un po' di ginnastica al proprio cervello. In Italia non abbiamo nessuna tradizione di educazione permanente, cosa che invece in altri paesi d'Europa c'è. Quindi l'ottimismo nasce dal fatto che da una parte credo sia evidente ormai che l'unica strada per una ripresa sia questa, e quindi che non si possa non partire in questo modo, e dall'altro perché mi pare di vedere che qualche segnale di interesse, di attenzione, qualche realizzazione incoraggiante come quella in cui ci troviamo possa veramente dare corpo a quello slogan, no? Cioè, del benessere che nasce dalla conoscenza e quindi da una conoscenza che sia in grado anche di sconfiggere le disuguaglianze e il perpetuarsi delle disuguaglianze da una generazione all'altra, oppure appunto i discorsi sul costo dell'ignoranza che rischiano di essere degli slogan che certo possiamo anche pronunciare giusto così per contrapporci a Tremonti, perché ci fa piacere polemizzare con lui, e per cui diciamo che è con l'ignoranza che non si mangia invece che con la cultura, però poi alla fine restano degli slogan. Se invece cominciamo nel piccolo, veramente ciascuno esercitando la funzione a cui è chiamato, se cominciamo con continuità e con qualità, lavorando assieme, imparando a fare squadra su certe cose, perché non vedo come per esempio in determinati territori si possa andare avanti se l'insegnante, il bibliotecario, l'amministratore illuminato, l'associazionismo dei cittadini, dove c'è per fortuna un libraio, eccetera, se non lavorano assieme credo che non si vada da nessuna parte, perché l'obiettivo all'interno del quale poi ci possiamo ritrovare e in cui ciascuno troverà poi anche il modo per fare meglio la propria funzione è proprio quello di allargare le basi sociali di accesso alla conoscenza. Questo era, diciamo, lo scopo per cui ho lavorato a questo volume, e queste occasioni di discussione, veramente ringrazio molto per il modo in cui ha letto e interpretato il libro la mia interlocutrice di oggi, mi pare veramente come dire, un modo per capire che su questo terreno possiamo